Condivido tutto quello che hanno detto, ci sarebbe tanto da dire, ma per correttezza nei confronti del mio ospite, che è arrivato stanotte da Roma e deve ripartire immediatamente per Roma, io rinuncio a fare commenti e osservazioni, mi limito a presentarlo ed intervenire poi durante la sua presentazione. Con il mio amico Bellodi ci conosciamo da quasi 30 anni, abbiamo fatto il nostro primo incontro quando lui viveva a Bruxelles e lavorava a Bruxelles, io ero all'ENI e si decise di aprire una delegazione dell'ENI a Bruxelles. Faccio rapidamente, dopo poco lui è diventato il direttore della delegazione e poi ha avuto una lunga carriera, brillante carriera nell'ENI. Questa parte la conosco, adesso gli passa a lui che si fa un breve autoritratto dell'ultima parte del suo lavoro, perché è diventato anche un brillante scrittore, visto che sta pubblicando numerosi saggi e numerosi libri. Ricordo l'ultimo, Potere. Quando l'ho invitato non lo sapevo che stava scrivendo un libro sul gas naturale e potere, e lui mi ha detto io tra un po' uscirò con un libro. Ma poi prima ne aveva fatto un altro ancora più interessante sulla Libia, e quindi diciamo che merita lo spazio per fare una presentazione che superi una mezz'ora, per cui speriamo che entro le 12:45 completiamo. Grazie di essere venuto e ti do la parola. Grazie a te. Beh, dunque, se ho mezz'ora parlerò molto lentamente perché non so bene cosa dire per mezz'ora. No, sono abituato. Dunque, volevo fare una brevissima introduzione vorrei oggi parlarvi di gas e soprattutto in relazione, io mi occupo soprattutto di geopolitica e dunque volevo dirvi qualche cosa su quello che sta succedendo oggi, soprattutto a causa del conflitto Ucraina-Russia. Non sono un tecnico, non ho quella competenza che lei ha, non ho competenza della persona che mi ha preceduto, e dunque se qualche termine mi si perdonerà se qualche termine non sarà esattamente consono a quella che è la technicality. Prima di parlarvi di gas, volevo dire qual è la differenza tra il mondo del petrolio e il mondo del gas. C'è una differenza abissale. Il mondo del petrolio è un mondo liquido, non solo perché il petrolio è liquido, ma perché viene trasportato attraverso delle navi, appunto le petroliere, ed è un mercato soprattutto in mano ai grandi traders internazionali. Le petroliere di solito cambiano destinazione nel loro percorso, cambiano paese di destinazione, cambiano consumatore finale, stanno molto spesso in rada per aspettare quelle che sono le differenze di prezzi, i mutamenti di prezzo. Nel momento in cui si stima, i grandi traders internazionali che sono a Londra, che sono a Amsterdam, che sono negli Stati Uniti, pensano che in base alle condizioni meteorologiche, in base ai conflitti internazionali e quant'altro, tutte queste variabili vengono messe in equazioni, quando stimano che il prezzo del petrolio può salire, beh, la nave si ferma in rada aspettando tempi migliori, perché ovviamente una differenza anche di pochi dollari al barile, beh, fa una grandissima differenza in termini di profitto. E dunque aspettano, e quelli che comandano sono i grandi traders internazionali. Dunque è un mercato in mano, diciamo, liquido, per questo, in mano ai privati, in mano a grandi società private, ed è caratterizzato diciamo così, da questa immensa flessibilità. Ecco, il mercato del gas è un mercato completamente differente. È un mercato che, diciamo così, mentre se il mercato del petrolio può assomigliare, adesso uso dei termini politicamente poco corretti, ma ha un mercato d'amanti, diciamo così, che si cambiano magari spesso, alcuni cambiano spesso, il mercato del petrolio, il mercato del gas è un mercato di matrimonio.
ed è un mercato di matrimoni statali. Perché è un mercato di matrimoni statali? Per due ordini di motivi. Matrimoni, per la semplicissima ragione che la maggior parte del gas in questo momento viene trasportato attraverso gasdotti. E notoriamente i gasdotti non è che si possono costruire in poco tempo, e dunque paesi che sono legati da gasdotti sono legati da un matrimonio, che è un matrimonio molto più indissolubile di quello del matrimonio rispetto tra gli esseri umani. Ed è un mercato, a differenza del mercato del petrolio, caratterizzato da rapporti statali, perché ovviamente questi grandissimi gasdotti, costosissimi gasdotti che vengono costruiti da privati a volte, ma attraverso dei cosiddetti accordi G2G, tra governi e governi. E dunque il mercato del gas è un mercato che è caratterizzato da accordi statali. Perché noi siamo legati alla Russia, la Libia e l'Algeria? Beh, per la semplicissima ragione che abbiamo gasdotti che in Italia ci vengono dalla penisola di Yamal, abbiamo il TTPC che ci viene, come Antonio sa molto bene, dall'Algeria, abbiamo il Green Stream che ci vede, tra l'altro ieri si è fermato completamente, abbiamo il gas che ci proviene dalla Libia, e ultimamente abbiamo il TAP, che è questo gasdotto che porta circa 10 miliardi di metri cubi, così osteggiato dal Movimento 5 Stelle, che ci porta il gas dall'Azerbaigian. Sì, scusate. Dunque, posso dare due numeri su questo che hai detto. Noi importiamo petrolio da 22 paesi. I primi 10 coprono il 90%. I gasdotti ci legano a 5 paesi. Poi c'è il transito, ma per esempio, e l'altra cosa che vorrei dire, questa storia è iniziata molti anni fa, tant'è che il gasdotto che tu hai citato, quello che ci collega all'Algeria, è stato battezzato dagli algerini Enrico Mattei. Esatto. Quando si è fatto il raddoppio, 20 miliardi di metri cubi, quando ci fu il raddoppio decisero di battezzare il gasdotto Enrico Mattei. Quindi, quindi 22 fornitori di petrolio e 5 di e 5, non parlando del GNL. E in questa equazione energetica dunque c'è un paese produttore, un paese consumatore, e poi c'è un altro elemento dell'equazione energetica, e cioè che è il paese di transito. Perché il gas, questi gasdotti ovviamente attraversano paesi di transito. Perché Gazprom, o meglio Gazprom Export, ha voluto costruire il Nord Stream 1? Non l'ha voluto costruire per delle ragioni di carattere economico, l'ha voluto costruire perché il gasdotto tradizionale, quello che ci porta il gas dalla penisola di Yamal, attraversa l'Ucraina, e volevano un paese, una variabile in meno nella propria equazione energetica, e dunque hanno detto: io passo per il mare del Nord, il Baltico, per evitare un paese di transito. Il gasdotto algerino ci porta il gas dall'Algeria attraverso la Tunisia, e in Tunisia ci sono tutta una serie di problemi di carattere economico, sociale, scioperi e quant'altro, che a volte fanno sì che il gas venga, diciamo così, ci possono essere non tanto delle interruzioni, ma comunque degli ammanchi, diciamo. Il gas che ci viene dall'Azerbaigian, il TAP appunto, ci porta 9 miliardi di metri cubi, che arriva in Puglia, è un gas, mi metto lì, è un gas che attraversa la Turchia. E dunque nella nostra equazione energetica abbiamo i paesi di transito che sono estremamente importanti. E dunque nel momento in cui la Commissione europea, giustamente o non giustamente, a seconda, no, di quanto si possa pensare, una persona possa pensare, quando dice beh, noi dobbiamo utilizzare il corridoio sud, cioè farci portare il gas dal corridoio sud, cioè diciamo così, bypassando quella che è la nostra dipendenza dalla Russia, e dunque dice il gas deve arrivare diciamo così, dal sud dell'Europa. Beh, ecco, questo gas sta già attraversando e attraverserà molto la Turchia. E qui si pone un primo problema, sempre in termini geopolitici. Certo, noi passiamo da una dipendenza russa a una dipendenza turca,
E voglio dire, anche lì qualche problema ci può essere se noi ci mettiamo completamente nelle mani di Erdogan, che ovviamente, perché questi paesi vogliono che il gas attraversi il proprio Stato? Beh, perché la leverage di carattere politica è una leverage ovviamente estremamente importante. E veniamo ad oggi. Noi vediamo che il prezzo del gas, l'abbiamo visto prima, è schizzato oltre il tetto e quant'altro, eccetera, eccetera. E dunque, di chi è la colpa? Allora, c'era, non posso citarne il nome, ma c'era un signore che conoscevamo molto bene, che era il presidente del Consiglio di Stato. E questo signore, che è un giudice ovviamente, mi raccontava come un pochettino facevano, insomma, come arrivavano alle sentenze. E cioè, sì, diciamo così, si riunivano in Camera di Consiglio e la prima domanda che si facevano era una domanda di carattere, diciamo così, non di carattere giuridico, cioè chiedevano: ma chi è il fetente? E poi, dopo, data la risposta di chi è il fetente, costruivano, diciamo così, l'architettura giuridica della sentenza. Allora, se noi siamo così dipendenti dalla Russia, no? In questo momento, chi è il fetente? Cioè, a chi dobbiamo dare la colpa? Allora, so che non va molto di moda quello che ti sto per dire, ma la colpa non è di Putin, o non è di Gazprom, non è di Gas Export, nel senso che questi signori che cosa hanno fatto? Ci vendevano il gas, che noi abbiamo acquistato per 2 ordini di motivi. 3, era tanto gas, è tanto gas, costa molto poco, o meglio, meno di quanto, diciamo così, che costano altri gas, e avevamo una sicurezza degli approvvigionamenti, perché a parte degli episodi, 2 episodi a cavallo di Natale di molti anni fa, in cui c'era stata una crisi con l'Ucraina, il gas russo è sempre arrivato. È sempre arrivato. È sempre arrivato ed è stato sempre un gas piuttosto a buon mercato. E dunque, diciamo così, noi riuscivamo a tenere insieme 2 pezzi della nostra equazione, e cioè da un lato la sicurezza degli approvvigionamenti, e cioè di avere tutto il gas quando ne avevamo bisogno, e il tema dei costi, cioè un costo ragionevole. E dunque, gas quando ne aveva bisogno, nella quantità in cui ne aveva bisogno, a un prezzo ragionevole, veniva soddisfatto da, diciamo così, dal gas russo, da gas export, eccetera, eccetera. Quando De Gaulle ha costruito le centrali nucleari, non l'ha fatto per una questione di carattere economico, l'ha fatto perché riteneva che un paese non potesse essere completamente sovrano se non avesse avuto una propria indipendenza energetica. Winston Churchill, quando non era ancora primo ministro ma era contrammiraglio della flotta, cioè nella prima guerra mondiale, ha visto che le navi tedesche andavano più veloci delle navi britanniche. E perché? Perché le navi tedesche erano alimentate a olio combustibile e le navi britanniche a carbone. L'Inghilterra naturalmente aveva carbone, dunque a carbone. E dunque ha cambiato questo, diciamo così, i motori, scusate, i motori, non so, penso, i motori. Vabbè, ha cambiato quello che dovevano cambiare, ma si è reso conto di un problema, ha detto: ma l'Inghilterra non ha petrolio, non aveva, anzi non l'avevano ancora scoperto, e dunque ha detto: io questo gas, scusate, questo petrolio me lo devo assolutamente procurare, cioè deve avere una fonte di approvvigionamento certa. Da lì nasce quella che è la Anglo-Iranian Oil Company, e dunque in Iran fece dare tutta una serie di concessioni in modo piuttosto, diciamo così, come dire, efficace, e in modo da avere tutto il gas e tutto il petrolio di cui aveva bisogno. Perché riteneva, al pari dei francesi, ovviamente prima dei francesi, che un paese non fosse veramente sovrano se non avesse una indipendenza di carattere energetico. Allora, per tornare alla domanda chi è il fetente, e tornando alla domanda per quanto riguarda l'Italia, ecco, si dice che nelle guerre, no, è sempre la gente che poi ci rimette, no? E dunque questa guerra terribile, devastante tra la Russia e l'Ucraina, anzi della Russia all'Ucraina per essere più precisi,
ecco, è la gente che ci rimette con il caro delle bollette, vediamo l'aumento incredibile delle bollette. Ecco, non sono d'accordo su questo, cioè nel senso che non è che ci rimette la povera gente perché che è assolutamente innocente e non ha colpe. In realtà siamo colpevoli noi in Italia. Perché siamo colpevoli in Italia? Ma perché abbiamo, unico paese al mondo, non messo mai in funzione una centrale nucleare che era pronta. Nel momento in cui c'era il governo Prodi c'era una cabina di regia sui rigassificatori e non siamo andati avanti. La Shell voleva costruire un rigassificatore a Brindisi, è cambiato il presidente della regione, mi sembra che fosse Nichi Vendola, che dunque ha annullato tutte le autorizzazioni. La Shell è uscita dall'Italia e ha fatto causa per 3 miliardi al governo, ovviamente per un risarcimento. Il TAP è un qualche cosa che abbiamo, il povero Gabrielli quando era capo della polizia ha dovuto mandare centinaia di forze dell'ordine perché c'era una sollevazione popolare, perché si rovinava la spiaggia. E dunque tutto questo nostro, diciamo così, sul rigassificatore offshore di Piombino si discute se il colore della nave è giusto o meno. E dunque tutto questo, e siamo in un'economia di guerra, tra virgolette, dunque stiamo discutendo il colore della nave in un momento in cui siamo in un'economia di guerra. Allora, tutto questo fa sì che il nostro non scegliere, diciamo, è un qualche cosa che ci ha portato in questa situazione. Cioè noi siamo un paese petrolifero, abbiamo del petrolio e abbiamo del gas. Noi abbiamo del gas nell'Alto Adriatico che non è possibile sfruttare perché c'è una legge che lo impedisce. C'è una legge che lo impedisce perché si dice che ci potessero essere dei problemi, dei problemi di subsidenza nella Val Padana. Un peccato però che il gas è estremamente ignorante a livello di leggi, cioè non le conosce purtroppo le leggi nazionali. E dunque questo gas che noi abbiamo insiste anche sulla parte croata. E dunque c'è l'INA, che è un po' l'ENI, piccolo croata, che questo gas lo produce, cioè anzi, il gas non si produce, lo estrae e anzi ce ne vende anche una piccola parte e dunque insomma siamo un po', come si dice in gergo giuridico, becchi e bastonati, nel senso che da un lato noi diciamo no, questo gas noi non lo prendiamo perché possiamo avere la subsidenza, mentre ovviamente i croati, che ovviamente non devono sottostare alle leggi nazionali italiane, tutto questo non lo fanno. Mi consenti un commento su questo? Si dice sempre in Italia che mancanza di programmazione. Se uno torna indietro e vede i piani energetici nazionali, esercizio che ho fatto qualche settimana fa, vede che sono state programmate in Italia all'inizio addirittura 8 centrali nucleari, poi sono diventate 4 centrali nucleari. L'ENI alla sua fondazione aveva già la società Agip nucleare che si interessava di comprare l'uranio che avrebbero dovuto utilizzare le centrali nucleari dell'Enel. E questo per dire programmazione nucleare. Si è fatta la programmazione anche dei rigassificatori. Salto di qualche anno, dopo il referendum ovviamente il nucleare è finito, i rigassificatori. Parte la programmazione, si decide all'inizio 8 rigassificatori, poi si decide dopo 1000 scontri 4 rigassificatori, contemporaneamente in Spagna i rigassificatori programmati sono 8. In Spagna sono stati realizzati 7 rigassificatori e oggi la Spagna ha problemi molto meno rilevanti rispetto a noi sul problema del costo dell'energia. In Italia programmati 7, fatti 2. Ce n'è uno che è stato fatto nel 1960, anche per dire che non è neanche una tecnologia particolarmente avanzata. Nel 60 c'è un rigassificatore di fronte a Spezia, hanno fatto decine di volte richiesta di aumentare la capacità, è sempre stato bloccato. Quindi credo che
di 1 miliardo, 1,5 miliardi metri cubi all'anno. Quindi non è vero che non c'è stata la programmazione, questo voglio dire, perché molte volte si dice, devo dire c'è molto, da questo punto di vista a livello centrale c'è programmazione. Quando si va ai piani energetici regionali, allora lì c'è la situazione più differenziata possibile e le situazioni sono quasi ingestibili. Scusa. No, grazie. Io mi scuso se non ho quella, diciamo così, logica ingegneristica delle due persone che mi hanno preceduto, che è uno slide e proprio un filo conduttore unico. Dunque, salto un po' di palla in frasca, visto anche il tempo, visto il fatto che siete qua da parecchie ore, probabilmente insomma siete piuttosto stanchi. Dunque, cerco di darvi qualche, diciamo così, non nozione, ma qualche idea e qualche spunto di riflessione e soprattutto qualche provocazione. A livello di provocazione ve ne volevo dare due in questo momento. Allora, il primo è: possiamo fare a meno del gas russo? Adesso non so cosa ne pensa l'ARERA, ma la risposta è no. Nel senso che, o meglio, no, la qualifico in un orizzonte temporale limitato. Sicuramente non riusciamo a far senza del gas russo in questo momento e non riusciamo a far senza del gas russo per quanto riguarda il prossimo inverno, che anzi la situazione sarà ancora peggiore rispetto a quest'anno. Quest'anno ci ha anche aiutato il tempo piuttosto clemente, ma comunque anche se fosse stato, diciamo così, un tempo più freddo, comunque probabilmente ci avremmo fatto. Il prossimo anno, se nel momento in cui dovessimo avere una completa chiusura dei gasdotti che il gas ci arriva attraverso Bogarden dalla Russia, ecco, sicuramente avremo un grosso problema. Si stanno facendo tutta una serie di sforzi. Come sapete, Draghi è andato, sono andato un paio di volte in missione, diciamo così, in molti paesi per cercare di recuperare tutto il gas, ma sono, diciamo così, progetti di lungo termine. Il gas dal Mozambico è un progetto comunque che non è per adesso. L'Algeria ha un problema di consumo interno e non hanno fatto grandi scoperte, diciamo così, da molto tempo. La Libia, ieri, forse l'ARERA me lo può confermare o SNAM lo può confermare, c'è stata una diminuzione enorme di gas da parte della Libia. E dunque tutto questo fa sì che noi del gas russo ne abbiamo di visione. Prezzi a parte, non ne faccio la considerazione del fatto che sia più o meno economico, faccio una considerazione che senza quelle quantità sicuramente abbiamo e avremo delle difficoltà. E dunque, che se ne dica, noi del gas russo ne abbiamo sicuramente bisogno. Può il gas americano? Allora, voi sapete che noi abbiamo avuto questa rivoluzione epocale dello shale gas e dello shale oil. Lo shale gas e dello shale oil, adesso non sto diciamo così, a intrattenervi oltre con lo shale gas e lo shale oil per due ordini di motivi. Il primo è perché non ne so molto e dunque la seconda considerazione verrebbe anche meno, ma soprattutto perché, a parte gli scherzi, non c'è tempo. Comunque, insomma, lo shale gas e lo shale oil, che è una tecnologia piuttosto vecchia, non è stata scoperta negli ultimi anni, ma è stata raffinata, per cui gli Stati Uniti, da grande importatore che era, è diventato il più grande produttore al mondo di gas. E ha in sé, diciamo così, è uno e trino, nel senso che è il più grande produttore, il più grande consumatore ed è anche in questo momento esportatore di gas. E qui sull'esportazione di gas mi fermo un attimo. Si dice il gas americano, il gas degli Stati Uniti è un gas che ci può dare una mano, nel senso che può il gas sostituire il gas americano, il gas degli Stati Uniti può sostituire il gas russo? Allora qui ci sono due ordini di considerazione ancora una volta e la coperta qua è corta, cioè da un lato la sicurezza degli approvvigionamenti e dall'altro, diciamo così, quello che è il tema relativo ai costi. Ecco, i costi del gas americano sono dei costi che non sono assolutamente comparabili
al gas russo, algerino, qatarino e quant'altro. Il trasporto costa molto, lo shale gas costa di più, la produzione del shale gas, l'estrazione dello shale gas costa di più rispetto ad altri gas provenienti da altri paesi, e dunque sicuramente è un tema che ci costa, e tra l'altro in questo momento sta facendo fa fare dei profitti molto molto alti ai produttori americani. Mi Poi c'è, consenti sempre sul gas, lo shale gas. Il vero cambiamento che tu dici, quando gli Stati Uniti da paese importatore sono diventati paese esportatori, avevamo fatto un'analisi per vedere qual era il livello minimo di costo che lo shale gas avrebbe potuto raggiungere, e sicuramente se fosse stato nella fascia tra 60 e 80 dollari a barile poteva cominciare a essere competitivo. Ma voglio ricordare che un barile di petrolio in Arabia Saudita costa meno di $1. Confermato questo. Quindi capite la differenza che c'è tra un costo di produzione LNG che va intorno ai 40, 30, 40 dollari a barile rispetto a un gas che costa $1 a barile. Quindi questo punto è essenziale, per cui il passaggio sta avvenendo ed è competitivo proprio perché c'è la guerra in Ucraina, perché c'è una situazione di riduzione dell'offerta sul mercato, perché ovviamente la riduzione dell'offerta della Russia pesa anche sulla definizione dei prezzi di mercato. Chiudo qua, sarebbe un lungo discorso. È indubbio. Sui prezzi dopo vi volevo dire una cosa per quanto riguarda chi è il fetente, ancora una volta. Poi c'è ovviamente un tema che gli Stati Uniti centellinano le esportazioni. Perché? Beh, per la semplicissima ragione, le esportazioni degli Stati Uniti di LNG devono essere soggette a una licenza federale. Perché devono essere soggette a una licenza federale in un paese così liberale? Ma per la semplicissima ragione che più esportano e più i prezzi domestici aumentano, e in questo momento l'industria americana è estremamente competitiva proprio per il fatto che hanno questa rivoluzione del shale gas e del petrolio. Dunque stanno molto attenti a trovare un equilibrio tra esportazioni per ragioni sia economiche sia anche geopolitiche, di aiutare i propri alleati europei, ma dall'altro lato ovviamente guardano molto anche a quella che è la competitività dell'industria americana. E poi tutto si lega, no? Si dice che un battito di farfalle in Cina ha degli effetti. Cioè, se voi guardate, lo shale oil e lo shale gas ha creato un aumento ha creato, diciamo così, una maggiore volatilità dei prezzi del petrolio. È che è una cosa un po' strana, dico, ma perché? Beh, allora, gli Stati Uniti erano un grandissimo alleato dell'Arabia Saudita. Anzi, era il primo alleato dell'Arabia Saudita. E dunque c'era un trade-off. L'Arabia Saudita dava tutto il petrolio di cui gli Stati Uniti avevano bisogno, e in cambio gli Stati Uniti garantivano, oltre alla vendita di armi e quant'altro, una certa, diciamo così, difesa. Nel momento in cui gli Stati Uniti hanno, diciamo così, cominciato a importare meno petrolio dall'Arabia Saudita, questo equilibrio, questo rapporto storico decennale che ha fatto la fortuna dei vari Bush e quant'altro si è rotto. Biden è andato per la prima volta, dopo tanto tempo, presidente americano, a Riyadh a incontrare MBS. È stato un qualche cosa di abbastanza, diciamo così, criticato negli Stati Uniti, ma lì c'è l'inviato speciale degli Stati Uniti per la diplomazia energetica che si chiama Amos Hochstein, che ha molto premuto affinché tutto questo accadesse, e Biden è andato. È stato gramo un po', diciamo così, il risultato della visita è stato gramo perché l'Arabia Saudita ha aumentato di pochissimo la produzione in seguito alla visita di Biden. Ma è stato ancora più uno schiaffo il fatto che dopo 2 mesi OPEC Plus, un mese fa, abbia, diciamo così, diminuito
le quote, cioè in una riunione di Vienna dove ha sede l'OPEC hanno detto, beh, diminuiamo, diciamo così, le quote e i prezzi sono di nuovo schizzati. Scusa, Sì. OPEC Plus è dal 2019, è entrata la Sì, Russia, OPEC Plus perché è entrata la Russia. però la Russia influisce nelle decisioni dell'OPEC. Certo. Quindi... E dunque tutto questo fa sì che ovviamente, no, questo per mostrarvi come in realtà, scusate se vado un po', tutto è estremamente legato ed è estremamente contraddittorio, nel senso che se gli Stati Uniti producono molto di più rispetto a prima, anzi producono rispetto a prima, beh, ma ci dovrebbe essere, è diventato il primo produttore mondiale, ci dovrebbe essere un abbassamento dei prezzi del petrolio. No, a causa di tensioni di carattere geopolitico, questi prezzi sono aumentati. Per quanto riguarda i prezzi del gas, è vero che la guerra della Russia in Ucraina ha influito molto, ma se noi guardiamo i grafici, non ne ho nessuno, questo in realtà noi vediamo che il prezzo aveva cominciato a salire prima della guerra. Ma perché? Ed era per le ragioni che sono state delineate anche prima. E cioè, nel momento in cui, a causa o grazie, dipende dai punti di vista, della transizione energetica, tantissime fondi di investimento hanno, diciamo così, chiesto alle società delle quali erano azionisti, tra le quali le società appunto petrolifere, le grandi major, di investire meno nella esplorazione e nell'estrazione di petrolio e gas. Questi investimenti hanno portato chiaramente a un minore output, perché se investo meno è chiaro che siccome i campi di petrolio, i giacimenti di gas, eccetera, hanno una depletion, cioè diciamo così, come si diceva prima, no? È un qualche cosa che si consuma, beh, è ovviamente tutto questo nuovo deal sulla transizione energetica è un qualche cosa che ha portato a una diminuzione dell'investimento e nell'estrazione. Scusate, gli investimenti nell'esplorazione e nella produzione, nella estrazione. Tutto questo ovviamente ha fatto sì che i prezzi siano aumentati. Poi ovviamente dopo in più la guerra ucraina ci ha messo del suo e dunque i prezzi sono schizzati, ma il trend dei prezzi del petrolio e del gas era un trend in crescita ben prima della guerra in Ucraina e in Russia. Poi vi volevo, e tutto questo perché? Perché appunto noi abbiamo diciamo così, un approccio ideologico. Allora, io sono convinto che non avendo noi un'opzione B, abbiamo un solo pianeta, ovviamente noi dobbiamo fronteggiare il cambiamento climatico. Ma lo dobbiamo fronteggiare ovviamente anche in un modo, diciamo così, sensato, in un modo, qualche critica prima era stata fatta, no, su Repower, su questa nuova approccio della Commissione europea, perché a volte si fanno i conti un po' senza l'oste, si fanno i conti senza i numeri e si fanno i conti anche senza altre variabili che vi volevo un attimino illustrare. Dunque non parlo di numeri perché i numeri sono stati precedentemente, diciamo così, illustrati in modo assolutamente egregio e devo dire anche un po' spaventoso, no? Ma ci sono altre considerazioni da fare e ve ne volevo dare una in termini di provocazione. Dunque, noi abbiamo i paesi produttori di petrolio e di gas che sono, diciamo così, il petrolio e il gas si trova in paesi socialmente instabili. L'unico paese del Medio Oriente che non aveva il gas era Israele, infatti Golda Meir ha detto il Signore ci ha messo nell'unico posto del Medio Oriente dove non ci ha dato né petrolio né gas, poi in realtà si è scoperto che il Signore era un po' in ritardo, che in realtà perché il gas è stato scoperto anche lì. Ma dunque si tratta di, se noi guardiamo ai nostri vicini, cioè all'Algeria, alla Tunisia, alla Libia e all'Egitto, per non parlare del continente dell'area subsahariana, vediamo che sono tutti, diciamo così, posti in cui caratterizzati da che cosa? Da un aumento demografico enorme. Questo aumento demografico è esponenziale in termini di bisogni perché i giovani di oggi non sono i giovani di 40 anni fa, dunque consumano molto di più rispetto.
E sono tutti paesi in cui i prezzi del pane, i prodotti alimentari, i prodotti, la benzina e quant'altro sono sussidiati, oltre che dipendenti statali sono appunto la maggior parte della popolazione. In Libia il 98% della popolazione ha uno stipendio statale. Tutto questo costa tantissimo. Ed è la ragione per la quale, e dunque c'è il cosiddetto, diciamo così, break-even fiscale, cioè questi paesi si chiedono quanto deve essere il prezzo del petrolio o del gas per raggiungere quella che è la parità di bilancio. Quanti soldi io devo incassare? Dunque fanno un po' il contrario, cioè noi che cosa facciamo? Riceviamo uno stipendio e decidiamo quanto spendere. Di solito funziona così. Loro non si possono permettere questo lusso, hanno il contrario. Dice, allora, noi abbiamo queste spese che non sono comprimibili. Quanto devo guadagnare per sopportare tutte queste spese? E dunque dicono, vabbè, il petrolio deve costare tot e quant'altro. Bene. Allora, tutti questi paesi hanno, diciamo così, sono paesi i cui introiti, la stragrande maggioranza degli introiti superiori a volte all'80-90%, derivano da introiti della vendita di petrolio e di gas. Allora qui si pone come questa, e sono paesi, soprattutto l'Algeria, la Libia e l'Egitto, in cui il fermento sociale è incredibile. E dunque si tenta di contenere questo fermento sociale pagando, fondamentalmente. Pagando oppure col welfare, cioè nel senso di facendo sconti, sussidiando e quant'altro. Allora, voi capite che qui c'è un tema che si pone, che è un tema non da poco. Scusate, sono tutti paesi vicino a noi, cioè una volta Gheddafi ha lanciato i missili a Lampedusa e ha detto, guardate che Lampedusa è più vicina a me che vicino a voi. Dunque sono paesi i cui problemi sociali ed economici sono dei problemi che non sono loro, che sono, come lo vediamo con l'immigrazione, sono nostri. Allora, facciamo un paradosso. Ammettiamo che domani, diciamo così, noi troviamo una tecnologia breakthrough oppure domani non abbiamo più bisogno di petrolio e di gas. Questo è un qualche cosa di estremamente positivo per quanto riguarda l'ambiente, sicuramente, ma tutti questi paesi cosa fanno? Cioè, come sopravvivono? E dunque noi possiamo avere una, diciamo così, situazione di esplosione sociale enorme in Algeria, in Tunisia, in Egitto, in Libia, in Angola, in Congo, in Mozambico, per non parlare che dei paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Cioè noi nel momento in cui, diciamo così, costruiamo anche a livello europeo quella che è la nostra teoria della transizione energetica, che ripeto è sacrosanta, dobbiamo tenere anche in considerazione che ci sono dei paesi che vivono esclusivamente su quello. E non è un problema loro, è un problema nostro. È un problema nostro perché sono così vicini a noi. Allora, che fare? Che cosa? Allora, lì c'era una slide che è stata illustrata per quanto riguarda la produzione, per esempio, di idrogeno, no? Allora, l'idrogeno, come voi sapete, è un vettore di energia, no? Non è, cioè nel senso, ci vuole energia per produrre idrogeno, no? Non è come il gas e il petrolio, è un vettore di energia. Sì, no, per questo io vado in punta di piedi, l'ho letto bene prima di dirlo, insomma, ecco, nel senso che, no, dico bene che è un vettore di energia e non è perfetto. E dunque, ovviamente che cosa, allora, voi sapete che c'è l'idrogeno blu, l'idrogeno verde, l'idrogeno grigio, cioè da nucleare, benissimo. Allora, uno dei possibili, appunto, ovviamente tutti questi signori hanno che cosa rispetto a noi? Beh, hanno il sole, non hanno il vento, ovviamente, hanno il sole. E dunque una delle possibilità è quello, diciamo così, di dire, bene, benissimo, allora si costruisce tutto quello, si costruiscono dei grandissimi campi di pannelli fotovoltaici, si produce l'idrogeno e quant'altro. Tra l'altro questo è un progetto sulla quale la SNAM, per esempio, stava lavorando
prima è un progetto sul quale Marco Alverà, che era il precedente amministratore, adesso penso che le cose in Snam siano un po' cambiate, ma insomma un po' tanto, ma diciamo così, più domestica, diciamo così, ma, insomma, o sbaglio. Però insomma c'erano dei progetti per quanto riguarda la Snam che appunto diceva, beh scusate, facciamo così, no? Andava in certi paesi, diceva, ci aveva provato, scusa, finisco, ci aveva provato dicendo, scusate, facciamo così, facciamo le rinnovabili, l'idrogeno e quant'altro, voi questo gas al posto di consumarlo internamente lo vendete, e tra l'altro pare che i gasdotti esistenti con delle minime modifiche possano trasportare idrogeno. So, comunque delle modifiche possono trasportare idrogeno. No, allora vi dico questo, dandovi un po' tutti questi spunti che avete capito benissimo la differenza tra questo che è stato, insomma, il mio, quanto vi ho detto, rispetto a quanto vi è stato detto precedentemente, che era così logico e con un unico filo conduttore. Vi do queste provocazioni per mostrare come in realtà nulla è semplice. Cioè, soprattutto in campo energetico, diciamo così, l'equazione energetica è una canzone dalle troppe variabili. Come mi insegnano, quando un'equazione ha troppe variabili, poi diventa impossibile da risolvere. E il mio cruccio principale, soprattutto a livello, io ho lavorato, come diceva prima Antonio, che ringrazio moltissimo per l'invito, devo dire che sono voluto per lui. Il mio cruccio principale è che a livello europeo noi ragioniamo come se fossimo un po' un fortino, no? Come se noi diciamo, va bene, andiamo avanti per quanto riguarda la transizione energetica e non teniamo conto che magari la Cina e l'India non partecipano al COP27, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e non ci rendiamo conto che magari ci sono tanti altri problemi che dobbiamo necessariamente risolvere. E credo che questo problema, io visito molto questi paesi, vado spesso in Egitto, vado quasi tutti i mesi in Libia, in Algeria, e dunque tocco con mano quelle che sono, diciamo così, le problematiche sociali. E dunque vedere, cioè immaginare questi paesi senza l'introito del gas e del petrolio e senza un'alternativa, beh, è un qualche cosa che mi spaventa molto, perché vuol dire che milioni di persone saranno senza sussidi, e questo è un qualche cosa che ci deve particolarmente preoccupare. Potrebbe durare a lungo questo tuo intervento, purtroppo siamo vincolati da problemi organizzativi, ma io chiuderei, scusa, prendendo proprio spunto dalle tue ultime preoccupazioni. Nonostante tutto la transizione energetica sta andando avanti. I dati che ci avete mostrato sono fondati su analisi attente, previsioni accurate, e in più io aggiungo, anche soprattutto nel confronto con le aziende, dobbiamo avere fiducia nella capacità di innovazione tecnologica che sta emergendo in maniera sempre più chiara, nonostante alcuni limiti che abbiamo nella fase di programmazione. Però le aziende stanno effettivamente facendo progressi molto più rapidi di quanto pensassimo, e l'innovazione tecnologica può effettivamente far diventare possibile ciò che oggi sembra impossibile, per esempio la fusione nucleare, che è un tema che, diciamo, ci auguriamo che possa avvenire. Se c'è una forte concentrazione di risorse umane e finanziarie su alcuni grandi progetti, forse questa prospettiva può essere considerata possibile. L'altra cosa che dico, purtroppo la guerra, le carestie, e poi abbiamo avuto questo dal 2019 in poi, una serie di eventi assolutamente imprevedibili, dalla pandemia alla guerra, a tutti i temi che conoscete. La cosa che però vedo è che siamo forse nel momento in cui non dobbiamo fare un passo indietro, se volete, nella fase della transizione. Quando tu dici si devono aprire delle centrali nucleari in Germania o centrali a carbone a Spezia, si deve fare un passo indietro. L'importante è che è un passo indietro per poi andare avanti, mantenere fisso l'obiettivo. In questo senso si deve avere un atteggiamento pragmatico.
e questo potrebbe risolvere in parte a breve termine dei problemi che non sarebbero risolvibili. Io avrei tant'altro da dire, mi scuso, purtroppo il tempo ha limitato molti interventi. Ringrazio ancora, veramente grazie di essere venuto. Ringraziamo tutti. Per partire e io mi riservo di fare un altro intervento in un'altra occasione, visto che mi trovo qui. Certamente. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie ancora, arrivederci.